e arriva Trissino con Xavi. Xavi pallina dentro, non si intende con Faccin, perde palla, contropiedi in superiorità numerica da parte di Scandiano, rete, ha segnato lo Scandiano con Danna che porta in vantaggi i suoi, ha segnato Romeo Danna, duetta con Montivero ma gli recupera palla Faccin, va ancora una volta Formagé, non c'è fallo neanche in questo caso, ripartenza Scandiano, Baieli, 1 contro 1 e raddoppio di Scandiano, ha segnato ancora una volta Danna, 2-0 per Scandiano con Danna che la mette dentro ed è 2-0 per Rubio, ha possibilità Rubio di andare in area di rigore, la parata ancora di Verona, non va dentro, attenzione, 2 contro 1, Saavedra, rete, gran gol di Saavedra e si è sul 3-0 per Scandiano, una grandissima giocata di Saavedra, ancora una volta cinico Scandiano a mettere dentro la pallina del 3-0, ovviamente quando si vede un gol bello come quello di Saavedra non si può fare altro che applaudire, pallina lì e c'è fischiato un rigore adesso per Trissino. Xavi contro Verona, tutto è pronto, rete! Gol del Trissino! La riapre il numero 17, Xavi Rubio! Con Saavedra. Ingenuo Carlo Bertinato che si becca il primo cartellino blu della partita. Tutto è pronto, Montivero contro Català, parte l'argentino in mezzo a due, respinge Català, parata su Montivero, c'è spazio per Saavedra ed è doppietta di Saavedra, come prima si alza la pallina e la butta dentro per il gol del 4-1, ha segnato Saavedra. C'è Nicoletti tutto solo dalla parte opposta, arriva adesso, potrebbe provare, Nicoletti non riesce a trovare un pertugio, la alza e para ancora Verona e c'è Saavedra ancora una volta che blocca Franco Bolla, Nicoletti e c'è rigore per Trissino, tanto c'è già Xavi sul punto di battuta, parata, ha parato Verona, Saavedra per Franchi, porta libera e c'è il gol ed è 5-1, ha segnato anche Franchi con l'uomo in più. I titoli di coda di questa partita che finisce con Scandiano che vince 5-1 al Paladante